diciamo che i relatori già possono accomodarsi nelle loro posizioni. Voi parlerete seduti, vero? Perciò avete due microfoni, eventualmente rigestito. Bene, un benvenuto a voi tutti, veramente un grande grazie alla Fondazione Il Campiello Confindustria Veneto, oggi qui presente con il suo presidente Enrico Carraro, che nel suo viaggio tra le imprese ha voluto fare tappa in quella, permettetemi, azienda singolarissima che è il Consiglio regionale. Ringrazio anche gli illustri relatori che animeranno il dibattito odierno, dal professor Ermanno Pacagnini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea dell'Università Cattolica di Milano, nonché Maria Cristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, oltre che advisor di inclusione e coesione e cultura di Confindustria Veneto, che assieme appunto al presidente Carraro saranno i protagonisti di questa mattinata, sotto il coordinamento del direttore del Gazzettino, gentile come sempre, Roberto Papetti, con il quale abbiamo una discreta scambio di idee, specialmente attorno a mezzanotte quando il Gazzettino online mi arriva, e una delle cose che guardo sempre sono le sue attente lettere che danno anche molti significati e molte letture a quello che capita giornalmente nel nostro territorio. Quindi grazie Roberto di essere qui oggi con noi. Per un gioco del destino oggi sono giusti 327 anni e 2 giorni da quella grida che datata appunto il 15 ottobre 1627, in cui si contemplava il reato di minacce a un curato per non celebrare un matrimonio, che diede poi ad Alessandro Manzoni lo spunto per l'avvio del suo celebre romanzo, che peraltro, come ben dimostrato dal professor Covolo, riprende un fatto effettivamente accaduto in quel di Orgiano nel Basso Vicentino. Al di là della singolarissima coincidenza, restano le fortissime e sarcastiche critiche del grande Lombardo verso il sistema delle grida e l'assoluta inutilità di questi provvedimenti che diluviavano e minacciavano pene e castighi assai severi, senza mai poi essere applicati a causa dell'inefficienza e della corruzione del sistema giudiziario. Manzoni non mancherà a suo tempo di rilevare invece la ben diversa organizzazione della Repubblica Serenissima, dove farà emigrare e vivere il buon Renzo Tramaglino ricongiunto alla sua amata. Siamo nella fabbrica delle leggi, anche se non sempre degni eredi della Serenissima manzoniana. Questo anniversario è vieppiù importante se combinato alla bella iniziativa Campiello in Fabbrica, che come tappa speciale dedicata al Consiglio regionale porta la cultura d'impresa dentro le fabbriche, pensando soprattutto a tutte le persone che quotidianamente operano nel cuore delle aziende e quindi anche quell'azienda speciale che è il Consiglio regionale. Memori della lezione manzoniana, noi dovremmo essere molto più cauti, ancor più prudenti, se pensiamo che la Carta Costituzionale italiana, diversamente da tanti leggi italiche, è un capolavoro di leggibilità, come spiegava il grande linguista Tullio De Mauro, che, cito testualmente, diceva che il testo della Costituzione italiana è lungo 9.369 parole, esse sono le repliche e le occorrenze di 1.357 lemmi. Di questi 1.002 appartengono al vocabolario base italiano. Ogni frase con una media di 19,6 parole contro le 120-180 di cui solitamente si compongono i periodi dei nostri legislatori. Doveva essere capita anche da quel 59,2% di cittadini ultra quattordicenni analfabeti dell'immediato dopoguerra. Nella stesura venne assunto anche un consulente linguistico, il critico letterario del Corriere della Sera Pietro Pancrazzi, mentre la revisione finale, come vuole la vulgata, fu affidata da Palmiro Togliatti al grande latinista nonché costituente Concetto Marchesi, incaricato della pulizia finale del testo, con l'attenzione particolare posta alla coerenza sintattica e stilistica.
la leggibilità e la capacità di un testo di essere letto e compreso senza un dispendio cognitivo eccessivo. Un contenuto giuridico di per sé è già complesso, non c'è bisogno di rendere difficile la vita a chi dovrà leggerlo usando una scrittura troppo pesante, ridondante e ricca di frasi e termini inutili. La stessa Corte Costituzionale è tornata più volte su questo argomento, deplorando la difficile intelligibilità di tante norme che sono alla fine oscure. Io credo che la cultura d'impresa dovrebbe spingerci ad evitare le grida di manzoniana memoria e rilanciare una scrittura oltre a un metodo di approccio ai problemi molto semplice, superando quelle ideologizzazioni che fin troppo spesso offuscano i nostri dibattiti con polemiche di cui si potrebbe volentieri fare a meno. Di coincidenza in coincidenza, dopodomani, il 19 ottobre, sono giusti 110 anni dalla morte di Robert Benson, l'autore del Padrone del mondo, la cui lettura è stata consigliata ai grandi della terra da Papa Bergoglio nel suo intervento al G7 del giugno scorso, con una motivazione particolarmente interessante. La mediazione della politica, osservò il pontefice, è l'unico strumento che permette di resistere alla tentazione di uniformare tutto. Da qui il richiamo a questo testo pubblicato nel 1907, appunto Padrone del mondo, nel quale viene descritto, sono ancora parole di Papa Francesco, il futuro senza politica, ossia pacificato in superficie e consegnato alla dittatura del profondo. Rispetto a quanto dice il Papa, io aggiungo che il libro del 1907, 7 anni più tardi della sua prima edizione, la politica rinunciò al suo ruolo lasciando spazio alla voce delle armi, con le conseguenze che segnarono l'intero Novecento e che in parte, pensiamo al Medio Oriente, ci portiamo ancora dietro ai nostri giorni. Mi avvio alla conclusione. La cultura, la letteratura, per riandare al premio Campiello, sono necessarie all'imprenditore come al politico perché stimolano il pensiero critico, analitico, essenziale per affrontare problemi complessi e prendere decisioni ponderate, mentre una buona conoscenza culturale aiuta a navigare in un mondo sempre più globalizzato e multiculturale, aiutando ad affrontare dilemmi etici e morali, stimolando riflessioni importanti per chi deve prendere decisioni che impattano sulla vita dei cittadini, appunto i politici, ma anche gli imprenditori, dico io. 50 anni or sono, un grande intellettuale veneto, Guido Piovene, che non vinse il Campiello ma lo Strega, scrisse: nel Veneto dove sono nato la natura è specialmente dolce, eppure so che molto e proprio quello che ci sembra più naturale invece è artificiale, fatto dall'uomo, sostituendolo alle antiche paludi e ai torrenti senza freno. Nessuno pensa più che queste sono opere nostre, quei canali che scorrono le campagne, riflettendo con naturalezza gli alberi, i prati e il cielo. Si dovrebbe dunque ripetere anche che la natura è storia e come la vediamo ha una sua data di nascita, per dedurre che la natura, mutando con la società, è buona o cattiva nella misura in cui è buona o cattiva la società degli uomini, dei quali rispecchia la civiltà o l'inciviltà distruttiva e nel loro modo di convivere o di governarsi. Una società dominata dai ciechi interessi egoistici, scriveva sempre Piovene, avida solo di guadagni, imprevidente per eccesso di competizione, avrebbe quello che si merita. Una natura brutta, guasta, nemica che sparge nebbie tossiche, miasmi e veleni. Bisogna difendere la natura, riapprendere il valore che hanno la solitudine e il silenzio, la loro parte indispensabile nell'igiene della vita umana. La difesa della natura ci pone problemi affini alla difesa delle opere d'arte del passato, entrambe sono necessarie. Piovene non si rivolgeva solo ai politici, ma anche a quel mondo imprenditoriale che proprio a metà degli anni 70 del secolo scorso stava avviando in Veneto una rivoluzione epocale. Dobbiamo essere grati a quegli uomini grandi imprenditori di piccole imprese destinate a creare ricchezza e benessere, ma dobbiamo anche avere l'intelligenza e la cultura per affrontare assieme le sfide che la natura oggi ci pone in maniera dirompente. Quella stessa cultura oggi è appunto quella stessa cultura che la Fondazione Campiello porta nelle nostre fabbriche e non voglio dire contraria, ad esempio, all'impegno che dobbiamo mettere in campo per il Green Deal, anzi, ma con una punta di saggezza ci ricorda un antico proverbio sumerico e accadico che si sarebbe poi diffuso in Grecia
dove viene testimoniato in una favola di Esopo una commedia di Aristofane, per passare anche nel mondo poi romano. La cagnolina frettolosa genera cuccioli ciechi, attestato in latino volgare e citato in seguito da Erasmo da Rotterdam negli Adagia, per giungere ai nostri giorni, quando appunto la cagnolina si muta in gatta frettolosa. Ci sono gatte in Europa che effettivamente sono frettolose. Ecco allora un altro esempio che parla dell'importanza del dialogo avviato da Confindustria e dalla Fondazione Il Campiello per aiutare noi tutti, Consiglio regionale non ultimo, a confrontarsi sulle tematiche vere della cultura e della cultura di impresa proiettata nel futuro per il bene della nostra comunità. Grazie ancora per aver voluto fare questa tappa qui oggi e veramente grazie per tutto il lavoro che viene fatto da Confindustria, anche in collaborazione con la Regione Veneto e il Consiglio regionale, quando dobbiamo confrontarci su leggi, su temi che poi hanno ricaduta su tante imprese e su 5 milioni di cittadini del Veneto. Grazie ancora per la collaborazione e mi auguro possa continuare anche in futuro. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti. Devo dire che quando il Presidente del Consiglio regionale ha citato De Mauro mi ha fatto riflettere sul fatto che forse le sue parole andrebbero fatte leggere a qualche rappresentante del governo di fresca nomina, probabilmente, però anche a qualche scrittore del Campiello. Però questo non mi permetto di entrare in campi dove certamente le persone che sono qua hanno più competenze di me. Noi oggi siamo qua a parlare del Campiello, certo del Campiello, del rapporto con il mondo delle aziende e di questa, come è stata ricordata, azienda molto, molto particolare che è il Consiglio regionale, fabbrica delle leggi. Però siamo qua soprattutto a raccontare il Campiello. Il Campiello ha una storia, una sua evoluzione, ha segnato la cultura non solo di questa regione, ma soprattutto del paese. Basti pensare che il Campiello viene fondato nel 1962, nel 63 viene assegnato il primo premio e viene assegnato a Primo Levi con il suo libro La tregua, che racconta, dopo Se questo è un uomo, il ritorno da Mauthausen verso casa di quello straordinario scrittore. Già un esordio di questo genere, già la scelta di un autore di questa grandezza e di un libro di questa importanza, e aggiungo anche da lettore di questa bellezza e intensità, ci danno il segno della forza del Campiello e della sua capacità di intercettare non solo i fermenti culturali della società italiana e del mondo letterario, ma anche in senso più lato i fermenti della società italiana nel suo complesso. Però qua con me ci sono il presidente attuale della Fondazione Campiello, c'è Maria Cristina Garibaldi che ne è parte integrante, e c'è il professor Pacentini che ha fatto parte della giuria per un certo numero di anni in qualità, si può dire senza che nessuno si offenda, di principale critico letterario italiano, con una grande attività anche editoriale sui quotidiani, e oggi collabora al Campiello Giovani, che è appunto un'evoluzione del Campiello. Ecco, partirei proprio dal professor Pacagnini, le chiederei di raccontarci un po' rapidamente, dal suo punto di vista di membro della giuria, ma di critico letterario, quindi di uomo di studi, il percorso del Campiello in alcune sue tappe decisive, dal 62-63 ad oggi. Sì. Devo dire che il Campiello mi è capitato di viverlo in modi diversi, perché se penso agli anni 90 venivo in veste di critico, cioè
il Sole aveva Armando Torno, che era ovviamente giornalista, era in giuria come critico, e il critico del Sole Paccagnini veniva invece come giornalista per il Campiello. E questo, devo dire, è interessante perché mi ha proprio fatto vedere gli anni dove avveniva già un primo cambiamento, verrebbe da dire. Poi torno indietro, cioè sono stati veramente gli anni 90, nel quale il Campiello ha preso la fisionomia di oggi dal punto di vista della giuria, perché se uno va a vedere i nomi, fino più o meno a quegli anni erano quasi sempre gli stessi nomi che andavano ripetendosi. No? Lì c'è stato veramente un cambiamento, sono entrati in giuria dei giovani critici, ricordo dei nomi: Panzieri di Avvenire, Piccone del Mattino di Napoli. È stato un anno in cui sono entrate in giuria due donne, una delle quali era Dacia Maraini. Ecco, in questo senso parlo di cambiamento, dove è entrato proprio questa possibilità di cambiare i giurati ogni tot anni, a seconda poi delle annate, dicendo. Ma se uno va indietro prima, che cosa succede? Quando il Campiello parte e c'è la prima assegnazione, avviene proprio, verrebbe da dire, nel miglior modo possibile per il Campiello. Cioè il 63, che se uno ci pensa è un anno anche tragico, perché è l'anno dove l'ex patriarca di Venezia muore a giugno, a novembre ammazzano Kennedy, ma anche sul piano letterario c'è chi la pensava diversamente dal Campiello, cioè il gruppo 63 a Palermo, dove romanzieri come Bassani, Cassola erano proprio spregiati, no? Devo dire, veniva proprio come romanzo d'appendice, romanzo rosa e tutto quanto. Quel Sanguinetti che riceverà invece il premio della Fondazione, sia pure in un ambito anche qui polemico, quasi che si portasse indietro quello. Ecco, quel 63 è interessante per la premiazione di Levi, perché che cos'è Primo Levi? No, spesso si dimentica che Primo Levi, quando esce con Se questo è un uomo, non viene considerato dalle Einaudi. Il libro viene bocciato, no, proprio anche da Natalia Ginsburg. Tant'è che esce con un altro romanzo, anche lui su un'esperienza carceraria durante la guerra, in una casa editrice inventata da Antonielli. La Tregua riracconta da un altro punto di vista quegli avvenimenti, riceve il premio in un 63 dove era vivo il dibattito ancora sulle due culture. E Primo Levi rappresentava le due culture, perché Primo Levi come uomo era un chimico, lavorava nel settore scientifico, aveva una mentalità scientifica. Come narratore però, ecco che scrive La Tregua, aveva scritto quell'altro. Cioè, paradossalmente, senza volerlo, in realtà il Campiello nasce bene nella sua anima di legame tra letteratura e industria, tra letteratura e scienza. No? E quindi questi sono un po' i grandi primi anni, con delle scelte di autori che vincessero o non vincessero. Se uno va a vedere dei nomi, no? Sono momenti centrali della storia della letteratura. Cioè, se io penso al secondo anno, tra l'altro vince, e questo è un altro aspetto che posso aprire, no? Cioè, vince Berto, con un romanzo che, tra virgolette, verrebbe considerato illeggibile, corposo, di psicanalisi e tutto quanto, in una cinquina dove c'era Landolfi, Piero Chiara, no? Cioè, c'era il Velocifero di Santucci, che lì non vince, ma vince 4-5 anni dopo con l'Orfeo in Paradiso. Ecco, per dire, cioè, la storia della letteratura è lì dentro, dei grandi autori, fin dai primi anni a venire. No? Dopodiché, certo, anche in letteratura ci sono i cambiamenti. Quando si parla ci sono cinquine buone, cinquine meno buone, certo può essere la colpa della giuria che magari non li legge tutti, ne legge male alcuni, qualche autore che non si presenta, ma dipende anche dal fatto che c'è una narrativa che va anche rifacendosi e prendendosi i suoi passaggi. Ecco, quindi i momenti sostanzialmente sono questi iniziali, quello degli anni 90 con un cambiamento di giuria, però nel quale si cominciano anche ad affacciare giovani narratori rispetto al passato, dove spesso avevamo dei narratori assodati, no? Iniziano proprio a, così, che so, mi viene in mente la Capriolo, per intenderci, la Laura Pariani, no? E devo dire spesso presenti, per arrivare poi a questi ultimi anni. Quali sono i cambiamenti che intervengono? Se è questo che ti riferiva. No, sono anche proprio i rami laterali. Cioè questi premi, ma tra i quali mi piace ricordare proprio quello che tu hai ricordato, cioè
Mi viene spontaneo dare del tu. Ci mancherebbe altro. Dove c'è proprio il campiello giovani. Cioè il campiello giovani che ha significato molte cose, da un punto di vista dell'anima del campiello, di allargare non solo il popolo degli scriventi, mi viene da dire, ma innanzitutto dei lettori, cioè far capire che va bene scrivere, ma innanzitutto è fondamentale leggere, in un paese come il nostro che è di scrittori, no? Questo ve lo direbbe già gli oltre 200 o 300 racconti del campiello giovane di quest'anno, ogni anno questi vanno sempre più aumentando, nei quali per fortuna si possono individuare autori dove ti rendi conto che leggono, no? Quindi questa grandezza del campiello giovani che ha proprio questa sua evoluzione nel tempo, no? Inizialmente addirittura c'erano anche delle sezioni straniere e tutto quanto, ma in questi ultimi anni veramente si è tanto ben potenziato che, per dirvi quale può essere un primo risultato, non è raro che alcuni degli autori vincitori o delle cinquine del campiello giovani noi ce ne troviamo oggi come analizzati per il campiello grande. No? Se penso a Porru, se penso la Aggio addirittura con un secondo romanzo di quest'anno, cioè già tutti al secondo o al terzo romanzo, penso a Vignati che 10-15 anni fa è ad un secondo o terzo romanzo appena uscito e da Mondadori, cioè non da piccoli editori. Cioè significa che noi abbiamo saputo come campiello giovani trovare dei virgulti da cui possono veramente poi scaturire, no, delle altre, così, delle ricchezze narrative, ecco. Poi sono molte altre che salteranno fuori. Certo. Enrico Carraro, presidente, in quanto presidente di Confindustria Veneto, tu naturalmente da imprenditore, da cittadino, da lettore, avevi sempre, nonché da esponente di Confindustria, avevi sempre seguito il campiello, ma diventando presidente, di che cosa ti sei accorto? Io, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io il Presidente per l'invito, per aver organizzato questa mattinata. Io ho un ricordo, io sono, si può dire, figlio d'arte, ho avuto un papà che è stato presidente di Confindustria Veneto, è stato presidente del Campiello. Ai tempi il Campiello era trasmesso, penso anche in prima serata su una rete principale, io me lo ricordo in bianco e nero, ecco, io ho la stessa età del Campiello, siamo nati tutti e due nel 62, ecco, così. Io mi ricordo così che l'ho sempre vissuto perché sentivo le cose, ne sentivo molto parlare con grandissima attenzione, in modo così anche un po' superficiale, perché poi non mi sarei mai immaginato che un giorno sarebbe toccata a me la cosa. Un po', ma così si possa raccontare anche la mia esperienza per Campiello, è un po' la mia stessa esperienza che mi accompagna nelle aziende. Io so fare alcune cose poche, ma ho tanti collaboratori che sanno fare tante cose. Uno è stato il professor Paccagnini, che è un decano della giuria, ma che mi ha anche, posso dire, insegnato molte cose, è stato sempre generoso nei consigli che ho cercato di applicare, e lui oggi ha spiegato. Scusa, che consigli ti ha dato? No? Perché vorremmo saperlo anche noi. Cioè. Ma mi ha dato sui consigli, quelli sulla storia, sull'interpretazione del Campiello, io poi, lo sa il professore, c'è una parte gestionale del Campiello che gestiamo io e Maria Cristina, c'è una parte, diciamo, della giuria del premio che viene gestita dalla giuria, dove c'è un muro impenetrabile, e quindi ecco una delle cose, ha parlato bene a partire da Primo Levi, a partire dalla ci sono certi premi che magari
sono famosi quanto i nostri, che si accontentano di, tra virgolette, premiare il libro più bello o premiare il libro che forse venderà di più. La fatica della giuria è anche, e che è stata portata avanti in questi anni, di cercare anche qualche cosa che sia in più, che sia uno stile, che sia una moda stilistica, che sia un nuovo tipo di fare e di scrivere, e questo viene ancora meglio nell'intercettazione che abbiamo avuto con il Campiello Giovani, perché lì proprio in anticipo di anni, già attraverso i giovani non fanno dei libri ma fanno dei racconti di qualche pagina, con una grande fatica della giuria, perché individuare in un racconto di qualche pagina chi poi è, e quindi secondo me noi come imprenditori veneti, ecco, io questo qui con molto orgoglio, così siamo artefici, lo posso dire, artefici anche un poco di tutto quanto il panorama, magari sempre qualche anno prima, ma un po' guardando avanti, di formare una nuova classe di scrittori, di promuoverne altri. Devo dire la verità che poi il premio Campiello ha un grandissimo riconoscimento anche da tutti i professionisti che girano nel mondo della letteratura, i critici, le case editrici, tutte quante. E questo qui è uno sforzo che sta facendo, che ha sempre fatto Confindustria, l'ha fatto negli anni anche più complicati, l'ha fatto negli anni del Covid. Io mi ricordo, è stato il mio primo Campiello in piazza San Marco, ma li ha fatti anche negli anni di grande crisi, trovando e cercando sempre un consenso e un supporto da parte di tutti gli imprenditori. Oggi mi piace anche in questo momento avere l'occasione di riconoscere il buon rapporto che negli anni abbiamo, che c'era, ma negli ultimi anni secondo me è stato molto più profondo con la Regione Veneto. Mi piace anche far capire del patrimonio del Campiello, che è un patrimonio comune, che è di noi Confindustriale, ma un patrimonio che insieme dobbiamo promuovere. Il presidente Zaia è stato sempre molto vicino al Campiello, anche fisicamente, perché viene a Roma quando facciamo la presentazione, quindi tutto quanto questo secondo me è un motivo di vanto e di orgoglio, non mio personale, ma dell'insieme degli imprenditori veneti. Forse sono andato un po' fuori, fuori tema, ma ci tenevo così a fare una panoramica. Quella di oggi è una conversazione a campo libero che ha solo un elemento comune, il Campiello, dopodiché lo raccontiamo un po' nelle sue varie sfaccettature. Maria Cristina, poiché con la sua autorevolezza il professore ha rotto il tabù del lei e del tu, io vado col tu, visto che poi ci conosciamo abbastanza bene. Maria Cristina, è la familiarità della situazione. Esatto. Anche se il rigore vorrebbe che ci si desse delle fingendo anzi quasi di non conoscerci. Tu sei una donna d'impresa, sei una donna che si occupa di cultura, di arte, di inclusione, di tante cose, di tante sfaccettature. Che cosa ti ha dato o ti ha insegnato l'esperienza all'interno della gestione del Campiello? Intanto grazie al Presidente di averci ospitato qui. Che cosa mi ha dato? Ma io direi che la prima cosa è quando il Presidente Carraro mi ha chiamato e facendomi questa proposta, la cosa che proprio ho pensato in quel momento è stato di poter portare la mia esperienza e quindi di fare, e mi riaggancio al discorso, al termine che avete usato prima, del cambiamento, che è una cosa che a me piace moltissimo. Cioè, avete citato Primo Levi, Dacia Maraini, insomma persone importanti che sono passati attraverso il Campiello e che magari in certi momenti erano troppo avanti. Però chi fa cambiamento delle volte devi essere avanti, perché ci domandiamo anche perché Campiello è in fabbrica e siamo in regione.
Certo, perché le fabbriche sono nella regione, nelle fabbriche c'è cultura, Campiello si occupa di cultura e, come diceva il presidente Carraro, a noi il compito di divulgare il più possibile. Perché diceva prima il professore, sì, ci sono tanti scrittori e poi dobbiamo avere i lettori, perché noi sappiamo, noi uomini e donne di impresa, che la cultura è fondamentale portarla nelle nostre aziende, nelle nostre fabbriche, a qualsiasi livello. Ed ecco perché nasce Campiello in fabbrica come strumento, e qua ci interessava proprio comunicarlo alla Regione Veneto, come strumento di divulgazione. Ma voi, Regione Veneto, possedete forse le fabbriche più belle, che sono le Ville Venete, che sono fabbriche del nostro passato, non sono lontane dalle fabbriche di oggi. E quindi ci interessava porre l'attenzione su proprio quello che è la fabbrica e la cultura, che è la mission, che l'abbiamo sentita, no, dagli anni 60, questi soci fondatori, il papà di Enrico, e quindi lui da bambino, che l'ha detto, cosa hai detto, del 62? Quindi sono più vecchia di lui, io sono nata prima del Campiello, no, tanto per rivendico di essere queste gare, no, ma rivendico di essere più matura, Però questo è importante, no? Diceva, ero lì bambino, guardavo la televisione in bianco e nero, prima serata, e chi l'avrebbe mai detto di essere qua? E credo che sia davvero questo il compito di chi fa il nostro mestiere, di essere di poi portare avanti questa visione di passaggio generazionale. Quindi noi siamo delle persone che devono transitare la cultura attraverso le nostre aziende, ed è un caso atipico il premio Campiello, proprio che nasca da dei soci fondatori che capiscono e intuiscono già negli anni 60 quanto sia importante la cultura diffusa, e se noi lo analizziamo come è stata declinata da Campiello Junior piuttosto che Campiello Giovane, piuttosto che Campiello Natura, perché ci rendiamo conto che Campiello in fabbrica, Campiello nelle Ville Venete, abbiamo mandato i ragazzi a vendemmiare nel nostro patrimonio dell'UNESCO, quindi con la consapevolezza sempre maggiore che dobbiamo divulgare, che la cultura va diffusa. D'altronde io amo dire, per esperienza personale, per i 1000 cappelli che ho, che i musei di oggi non sono altro che le fabbriche di ieri, e quindi nati dal frutto e dalla fatica e dal sudore di uomini e donne del nostro passato. Allora le fabbriche di oggi saranno i musei di domani, e qui la comunità allora se ne deve prendere cura, e per noi comunità è Regione Veneto, e il dialogo diventa aperto a tutto tondo. Non so se ti sei stata... Ci mancherebbe altro. Benissimo, stimolante. Senta, professore, facciamo un po' un escurso sulla sua esperienza decennale con il Campiello. Qual è tra gli autori che sono passati al vaglio della giuria, un autore che, quando ha letto il libro, l'ha sorpresa in modo assolutamente positivo? E qual è invece un autore che rimpiange non sia stato premiato dal Campiello? Io allora parto da più lontano. Se io vado negli anni 90, quando venivo per il Sole, se penso a quegli anni, un magone che io mi porto sempre dietro riguarda un carissimo amico che non c'è più e che il Campiello ha finalmente ricordato con il premio Fondazione, ed è Daniele Del Giudice. Daniele Del Giudice ha concorso 2 volte al Campiello, con 2 volumi, uno più bello dell'altro, Staccando l'ombra da terra, dove c'è un racconto che io considero tra i più belli in assoluto del Novecento, i 2 piloti della TR, no? Quello che poi si schiantò, e l'altro appunto con Mania. Cosa succede?
tant'è che mi pare la seconda volta non si presenta lui, no? Ma io mi ricordo quando alla fine della votazione con Daniele saliamo in Vaporetto, andiamo in albergo e siamo lì a parlare, perché in entrambe le volte lui è arrivato ultimo. I racconti non tiravano, non c'era una sorta di immaturità anche dal punto di vista dei lettori, ma è un'immaturità che c'è ancora oggi, si combatte. Per cui, ecco, se devo dire, uno degli aspetti che mi è piaciuto, su cui mi è piaciuto operare nell'ambito della giuria, è stato quello di fare in modo che spesso, quando fossero di qualità, a vincere l'opera prima fosse un libro di racconti. E devo dire mi sono sempre trovato bene, perché tipo se io ricordo l'ultimo della Gambaro, adesso Gambaro esce in questi giorni con un secondo volume di racconti altrettanto bello e va maturando, quindi c'è questo aspetto. Ecco, cosa voglio dire? Mi porto quel magone lì perché poi con Daniele eravamo lì a parlare tutto quanto in albergo, si avvicina l'editore, comincia a parlare di perché non il romanzo, e mi ricordo che mi incavolai, dico ma vai fuori da... Bla bla, no? Eccetera eccetera. Ecco, cioè vedere uno dei libri più belli con un racconto, credetemi, se vi capita di leggere quel libro ve lo portate dentro per tutta la vita. Questo per dire era uno dell'epoca. Altri aspetti, ad esempio, è quando noi abbiamo scommesso su autori giovani, non so, io penso uno dei più belli fu una cinquina nella quale c'era anche Mario Corona c'erano però anche due autori, uno che abbiamo ritrovato anche nella cinquina di quest'anno con un libro molto bello, era Michele Mari, e per dire anche cosa voleva dire il giuria, cioè Michele Mari entrò in cinquina nel senso che proprio per via del fatto di essere critico letterario sul giornale tu avevi le anteprime, ecco perché è importante anche che nella giuria ci sia la critica militante, perché ha una quotidianità di rapporti con i libri che escono tutto l'anno, no? Ecco, tant'è vero che avevo detto alle Inaudi mandate il PDF, quello che era, insomma, si era messo in campo un libro da leggere perché ritenevo meritasse, no? E l'altro era il secondo romanzo di Fontana, che vinse di pochi punti davanti a Mari. Corona arrivò terzo. E io ricordo che dissi al presidente dell'epoca, dico, tenetevi cara questo gruppo di lettori che siete riusciti a far crescere, perché sono lettori che sono andati sull'opera. Cioè quando io penso al Campiello, se dovessi fare una lista, io dico prima l'opera, poi l'autore. No? Perché noi prendiamo l'opera, che non ce ne frega niente del nome dell'autore. Cioè il Campiello non ha bisogno del nome grosso in cinquina per attirare. Queste sono cose che fanno i piccoli premi. Tant'è vero che quando mi chiedono consigli dico cercate quantomeno di trovare un equilibrio tra il nome famoso e la bontà dell'opera. Cioè il nome famoso con un'opera che fa schifo, per amor del cielo, voglio dire. Ecco, quindi questi un po' sono gli aspetti. E quell'anno vinse, tanto che tenetevela cara, perché arrivare in fondo con due libri non facili, no? Come quelli, davanti a chi dava per vincente Corona, come avvenne qualche anno dopo, quando appunto ci fu Guccini in cinquina. Cioè, essendo Guccini il 9 tira, invece non vinse. Ecco, questi sono gli aspetti che ti fanno piacere dentro. Questo e appunto, dicevo, certe scelte, c'erano delle volte nelle quali vi confesso, di fronte a dei pareggi, perché poi siete lì a discutere, no? Dico, sono disposto a lasciar perdere una purché magari vinca un altro. In questo caso mi è successo tante volte proprio con alcune opere prime meritevoli. Dico sì, se entra nella cinquina può perdere, no, nel senso può vincere, può perdere, ma è un nome fra tanti. Qui diamo risalto a questo che veramente ha qualcosa in più. E se andate a vedere un po' di quegli anni le opere prime, sono nomi uno più bello dell'altro, insomma, no? Ecco. Oppure, e se non erano opere prime, anche cercare proprio tra degli autori che avessero qualcosa in più, qualcosa di diverso. Poi devo dire la verità, non è facile essere in giuria. Nel senso che a me
cioè, il brutto, si posso dire un'esperienza personale, perché poi si potrebbero parlare di situazioni che ci sono in giuria. C'erano degli autori che io non riuscivo a votare, nomi grossi votati dagli altri, quando mi dicevano perché no? Perché mi viene difficile, cioè a parità di merito con altre cose posso anche fare, ma mi viene difficile votare questo nome quando io ho tenuto a battesimo il suo romanzo migliore, oppure quando anni fa ha scritto un libro decisamente superiore. Come faccio? Insomma, io resto legato, certi autori sei legato a quello che sono ancora il loro libro migliore, no? E mi viene difficile, a meno che la situazione sia pari grado, eccetera, allora preferisco dare spazio a chi è meno noto, però per dirvi è una soggettività nell'ambito della giuria, ma che è importante per dirvi come le giurie sono fatte di soggettività. Ognuno di noi si porta dietro quelli che sono proprio le sue storie personali, le sue letture, no? Per cui voi potete avere una giuria di chi viene dal mondo, da un mondo non letterario e quindi porta dietro le sue letture, chi viene dall'ambito dell'università e non si porta dietro necessariamente le letture della narrativa di oggi, perché le università raramente oggi arrivano proprio a parlare dell'oggi, della narrativa di oggi. Lo fanno quei professori che, essendo entrati nella giuria del Campiello, hanno scoperto l'oggi e quindi in università possono ridare questo. Infatti io dico sempre, loro ci guadagnano dal Campiello in questo senso, no? Portano nelle università anche la letteratura di oggi, eccetera, eccetera. Quindi avete queste situazioni, ma il professore che entra dentro si porta dietro il suo ambito di studi, no? Il suo modo di lavorare, no? Il suo modo di leggere, quindi avrete il linguista che è più portato all'aspetto linguistico. In realtà un libro è fatto di tante cose: lingua, storia, struttura, no? Novità. Cioè, non è facile, dico la verità. No? Ecco perché tante volte io dico, quando entrai in giuria non ero l'unico critico letterario, ce n'erano altri, cioè io penso c'era Lorenzo Mondo, c'era Beccaria, io vado indietro con il tempo, i primi anni c'era proprio questo universo che veniva da vari ambiti, ma sempre con questa quotidianità di letture per via del fatto che il direttore lo può dire, quando ti chiedono ho bisogno del pezzo, me lo mandi, no? Io devo dire la verità, l'altro giorno il Corriere mi manda la mail, dico guarda che il tuo pezzo scivola, dico mi spiace, io dico no grazie, guarda che c'ho un fine settimana che mi va così bene che se lo fai andare di là, se no ti avrei chiesto di non farlo per la settimana prossima. Però che significa proprio l'essere continuamente contro, sotto proprio questa pressione. Ecco, per dire un po' l'universo delle giurie è vario, ma è il bello, posso dire un'ultima cosa? Assolutamente. È il bello del Campiello. È questo il fatto. È una cosa che non avviene con gli altri premi. Allora si dice sempre il Campiello è lo strega. No? Tra l'altro una delle cose che mi fa piacere è che quest'anno lo strega l'ha vinto Donatella. E questa ve la posso anche raccontare. La Donatella di Pietro Antonio, che però ha vinto con l'Arminuta prima il Campiello. E anche questo, se voi andate a vedere, vi posso raccontare una retroscena. Quando si andò alla votazione, uscì subito Massini. Uscirono 3 autori che io non votai perché non mi ci trovavo per le ragioni che ho detto, ed eravamo lì al tavolo e c'era questo romanzo L'Arminuta. E dico a Vecchioni, ma come facciamo a farlo cadere? Come fa a non entrare in cinquina? E c'era la presidente, l'attrice, insomma in sostanza riuscimmo a fare entrare in cinquina, ma lì davanti agli altri eravamo, non eravamo in un camerino, al tavolo ci parlavamo lì mentre si votava, ed entrò in cinquina buon'ultima l'Arminuta della di Pietro Antonio. Risultato finale, i 3 che non votai non raggiunsero mi pare i 30-35 voti messi insieme, l'Arminuta volò a oltre 100 e rotti lì, e secondo Massini con 90 voti. Ecco, per dire anche, c'è questo aspetto che può avvenire in diretta, la votazione in diretta, no? Vi vedono, siete obbligati a motivare le vostre scelte. Lo dite pari pari, cioè quando io dico è bello recensire le opere prime, perché? Perché sei senza rete, no? Ti giochi la credibilità.
Lo Strega, che per certi aspetti mi viene da dire quasi quasi imita il Campiello, nel senso che ha deciso di mettere anche degli autori proposti da altri scrittori, lo Strega viaggiava invece su delle scelte di libri proposte dalle case editrici. Erano le case editrici che mandavano quel determinato autore, ognuna sceglieva il suo autore e non era necessariamente, anzi raramente, il libro migliore. Tant'è vero, non racconto l'aneddotica eccetera, ma tant'è vero che le votazioni in case editrici a Roma le portavano addirittura i pacchetti dei voti, le portavano addirittura anche quelli degli uffici stampa, no? Posso dire, mi ricordo il racconto di un ufficio stampa che mi raccontava il suo saltare i tornelli dall'aeroporto perché chi stava andando a Roma aveva dimenticato in casa editrice il pacchettino con i voti. Ecco, no? Per dire, insomma, se ne possono raccontare tante da questo punto di vista, ma questa è un po' la situazione. Volete che ve ne dica un'altra? Ve lo dico subito, no? La raccontavo stamattina a Marina ed Anna, che sono le colonne del Campiello, quelli che ricordava anche il presidente Enrico. Cioè, Ermanno, mi passi la recensione di questo autore? Dico, che cavolo te ne frega? No, sai, lo presento allo Strega, ma io l'ho stroncato. No, fa niente, però mi serve, tanto io tiro fuori qualcosa, almeno dico, riesco a scrivere le cose da dire, no? Cioè le aneddotiche sono tantissime, e per il Campiello anche da questo punto di vista, perché poi può succedere che con tutti i libri che arrivano, francamente, non tutti si riescono a leggere. Ne volete una di tanti anni fa, per dire? Allora, c'era un giornalista non italiano, mi limito al generale, che io ho visto crescere il figlio negli anni in cui io venivo, e un anno eravamo lì al bar, alla sera, ci si fermava e diceva: quest'anno voglio vedere se leggono il mio libro, perché quell'anno lui partecipò al Campiello, no? Dico, voglio vedere se me lo leggono il mio libro, domani vedi che io li interrogo quando c'è la conferenza stampa, no? E faccio vedere eccetera. Mi viene da ridere perché a questo punto io poi alla fine mi ci trovavo con gli amici della giuria, io ero fuori, però si tirava notte, come eravamo giovani, no? Cioè, voi pensate che io sono della prima metà del secolo scorso, tanto per darvi l'idea. Ecco. Adesso vi dirò la mia età perché so che siete curiosissimi di sapere. No? Ecco. E quindi ci si trovava e dico a Giovanardi e ad Armando: guardate che domani vi succede quello. Risultato, la giuria si riunisce, tirano a sorte chi deve leggersi quel romanzo perché il giorno dopo sarebbe stato interrogato, ed era il povero, toccò a Lorenzo Mondo. Ecco, ma per dirvi come di fronte anche a, cioè, non è sempre anche facile riuscire a leggere tutti, e ogni anno è sempre peggio perché ormai si pubblica tantissimo, persino troppo, veramente, per certi aspetti. Grazie per tutti questi aneddoti, questi ricordi. Oltretutto ha citato 2 volte lo Strega, anche qua ha rotto un piccolo tabù, perché voi dovete sapere che quando quelli del Campiello dicono gli altri premi, non pensano agli altri premi, pensano a un solo premio che si richiama a questo stucchevole peraltro liquore, la cui esistenza non l'ho mai capita, perché io non ho mai visto uno che bevesse questa roba qua, però nei bar c'è, vabbè, insomma, forse sarà in onore del premio. Senti, Enrico, il professor Paccagnini ci ha raccontato molti aneddoti, adesso devi raccontarne alcuni anche tu, inevitabilmente. Soprattutto io vorrei capire qual è la cosa che tu hai trovato più difficile nel fare il presidente del Campiello. La scelta del presidente della giuria no, perché tu hai mantenuto sempre quello, quindi forse però è questo. Questa è stata una scelta abbastanza coraggiosa, che si possa parlare di coraggio in questo tipo di scelte. La tradizione voleva un presidente della giuria un anno. Io ho interpretato in modo diverso il presidente della giuria. Prima il presidente della giuria era un garante, non si sa bene di che cosa, perché la garanzia poi la davano i giurati stesso, ma in un percorso secondo me un po' più
po' più lungo. Io ho voluto affiancarmi con un presidente della giuria che mi seguisse negli anni, anche per poter così un po' guidare il percorso editoriale. Mi sembra che quest'anno anche il professore sia stato contento degli esiti del coso, quindi è stato un poco questo il motivo. Non è stato semplicissimo, perché poi sei continuamente tirato per la giacca. Poi io gli rimando, c'è più di qualcuno che ti dice ah no, perché io ho l'amico, poi c'è l'editore che ti spiega qua e là. Io ho detto bah sì, poi io non partecipo. Forse primo presidente del Campiello, non ho mai partecipato a una riunione della giuria, perché secondo me sarebbe un'ingerenza proprio che io partecipassi insieme ai giurati, quindi li ho sempre lasciati molto da soli. Quindi declini ogni responsabilità sulle scelte anche? Io declino assolutamente ogni responsabilità sulle scelte, ma sostengo e difendo ogni scelta, perché ci sono state anche delle scelte particolarmente complicate, perché non andavano incontro magari ai desideri degli editori, dei lettori e questo, però secondo me ecco, un compito del presidente è anche di difendere, e io questo qui l'ho sempre fatto. Aneddoti, beh, è un mondo che era completamente lontano dalle mie frequentazioni, sia dalle parti dei giurati sia dalle parti degli autori. Una cosa molto bella, per esempio, ecco, oggi non ci sono gli autori, ma il clima, si parte sempre con una presentazione degli autori a Roma, no? Della Cinquina. E dalla Cinquina poi parte un lungo tour in giro per l'Italia dove viene presentata. E qui c'è sempre molta freddezza sia tra di noi sia tra gli autori. Qualcuno ogni tanto si conosce, ma molti non si conoscono, e poi ci si ritrova alla fine a settembre con il premio, che c'è quasi un ambiente un po' da gita scolastica, dove tutti quanti sono molto cordiali tra di loro fino, e questo qui lo si vede sempre, fino al sabato del premio. Allora lì il sabato del premio vedi che abbiano detto ma sì, non mi interessa, vedi che il sabato a poche ore cala la tensione e tutti quanti sono molto come posso dire, nervosi, perché è un premio molto sentito. Ecco, è un premio molto sentito da parte di chi lo vince. Questo qui non è una cosa banale, ed è sentito, ed è la cosa più meritevole. C'è sempre, penso, normale la speranza anche di vendere più copie, questo qui, ma c'è sempre, perché è un riconoscimento che agli autori e anche agli editori è particolarmente gradito, per tutte quante le cose che ci ha insegnato e detto oggi il professore. Maria Cristian, prima di darti la parola volevo chiedere una cosa a questo proposito al professore. Si può stimare quanto vale il Campiello in termini di copie vendute in più? Adesso percentualmente non lo so, però poi dipende anche da tanti aspetti, no? Cioè dipende se chi vince è un autore che già vende di suo. Per dire, l'anno in cui vinse Veronesi non è che aggiungeva molto rispetto a quello che aveva venduto, però di certo la fascetta funziona, e quindi credo che i salti poi di qualche 10.000 in più nelle vendite possano avvenire, sì, in effetti. Tanta cosa ai tempi d'oggi, sì. No? Quindi, perché le cose vanno un po' in questa direzione. Poi dipende anche, vale sempre anche poi il sentito dire, no? Ovviamente, tutti questi aspetti, la pubblicità che ci può essere. Però la fascetta, diciamo che è stata creata bene e ben funzionante in questo caso. Aiuta anche la trasmissione, il fatto di averla riportata in televisione, chiaramente, perché vuol dire anche sui giornali. Quindi un po' tutti questi aspetti, e credo che poi alla fine conti molto quella parolina che
abbiamo per certi aspetti citato di traverso, cioè la trasparenza. Cioè è un premio che chiaramente nasce fuori da quelle che sono le beghe editoriali. Non dico che invece contraddistinguono l'altro. Non dico che non ci sia, però io devo anche dire la verità, perché in un paio di casi da giurato, tanto per entrare nell'aneddotica, io ricordo 2 presidenti che ovviamente nel primo giro fecero il nome di chi ero, per quanto mi riguardava, per le mie conoscenze, erano legati a questa persona, eccetera, eccetera. Però cosa succede? Ti rendi conto che è quasi un dire l'ho detto perché almeno ho fatto quello lì, ma quel nome però poi non è più tornato successivamente. No? Cioè per dire si torna lì, cioè ti senti la necessità di dire lì, il nome lo faccio, poi lo lascio perdere, infatti furono dei nomi singoli che rimasero lì e girarono. In un caso quel presidente non tornò neanche più, nel secondo caso, che era prima ancora, quel presidente ammise tranquillamente questo, sapete, dovevo farlo, ma con piena onestà da questo punto di vista. Perfetto. Ovviamente anche tu se hai degli aneddoti da raccontare, bene, volentieri, però io volevo chiederti questo. Enrico Carraro ha voluto precisare che appunto esiste un muro tra la gestione e la giuria, a tal punto che lui ha precisato non ha mai voluto partecipare neppure auditore alle riunioni della giuria. A te però voglio chiedere questo: quanto delle scelte che poi però la giuria fa e soprattutto ti convincono, ti hanno trovato partecipa, altrimenti in questi anni in cui ti sei occupata del premio, nessuno di quelli che tu avevi pronosticato potesse vincere ha vinto? Ma guarda, direi che sinceramente mi sono sempre trovata abbastanza allineata alla giuria, no? Io invece partecipavo da uditrice, da persona curiosa, mettiamola così, da persona curiosa proprio perché io sostanzialmente lo faccio da 3 anni, quindi avevo piacere di entrare nella logica del premio. Quello che mi ha colpito moltissimo appunto è questa autonomia che c'è, che è stata ribadita, questa totale trasparenza, questo totale distacco dalle case editrici, che secondo me è estremamente importante. Mi ha fatto sorridere il professore che ha citato 2 volte un competitor. Noi che facendo gli imprenditori non siamo abituati a fare queste cose, e quindi un coraggio da leone, perché io non so se avrei avuto il tuo coraggio di fare confronti con l'altro premio. E quindi dal mio punto di vista devo dirti che c'è stata sicuramente una giuria e un presidente di giuria che io appunto ho visto lavorare, che mi ha fatto molto molto piacere, nel senso che poi c'è un livello anche dei giurati estremamente importante, vario, come si diceva prima, e questo secondo me permette poi a Pronto di avere una visione ad ampio raggio. Quindi io direi che assolutamente mi ritrovo nelle scelte che sostanzialmente vengono fatte. Ha ragione il Presidente Carraro quando dice che appunto ci si ritrova a Roma e c'è questo distacco che poi possono raccontare benissimo Marina e Anna, che invece poi alla serata, durante l'ultimo weekend che passiamo insieme, per esempio come quest'anno, tra i finalisti c'era quasi l'imbarazzo che aveva vinto uno e non l'altro, e che probabilmente si sarebbe fermata questi 2 mesi che avevano fatto a tutta girando per l'Italia. E quindi questo è bellissimo, perché si creano proprio delle grandissime sinergie che secondo me è uno di quei valori che sarebbe importantissimo portare anche nelle fabbriche.
Ecco, io credo che da questo punto di vista, ritornando anche al campiello in fabbrica, credo che da parte nostra ci sia proprio la volontà di far capire all'interno delle nostre fabbriche, soprattutto agli operai e alle operaie, quanto sia importante la lettura. Ed ecco perché il campiello in fabbrica nasce proprio come la possibilità, lo abbiamo già avuto, avremo altre sedi quest'anno dove lo porteremo in altre aziende, però ecco questo concetto della cultura diffusa e condivisa, che per me è estremamente importante e democratico, cioè, perché poi questo vuol dire poi alimentare all'interno della fabbrica dove noi portiamo il campiello, vuol dire che poi possa fare da volano, da best practice, perché all'interno di quella fabbrica vengano poi fatte altre attività culturali, e questo quindi vuol dire che la mission del premio Campiello ha funzionato. Bene, prego Roberto. Se posso, se mi chiamate l'assessore Corazzari, no, perché la fabbrica delle leggi è in funzione e non abbiamo potuto appunto sospendere l'attività che oggi l'assessore Corazzari ha in commissione, quindi era qui anche in rappresentanza del Presidente Zaia per portare i suoi saluti. Avete voluto dare questa idea di efficienza? No, è attività normale. È apprezzabile, un tentativo apprezzabile. È attività normale, no? Io veramente vi ringrazio per questa mattinata, perché è stato un piacere ascoltare il professor Paccagnini, anche perché è sempre curioso sentire i retroscena che ci sono in queste competizioni, che poi appunto, come diceva il Presidente Carraro, al sabato diventano nervosismo e attesa da parte degli editori. E ringrazio Maria Cristina Gribaudi per appunto i suoi accenni che faceva alla necessità di diffondere la cultura sempre di più nei luoghi di lavoro, nei momenti in cui appunto le persone possono solo arricchire la propria natura, la propria competenza, confrontandosi, leggendo e guardando appunto quello che avviene all'interno di pagine, sfogliare pagine dei libri che ci passano per mano. Tra l'altro devo dire che, come diceva lei, come Regione Veneto noi ci diamo da fare, se possibile, per fare cultura divulgare. Questo luogo dove siete qui voi è diventato anche piuttosto ambito per presentare libri. Siamo a una media di 35-40 all'anno, non dico ogni settimana, ma quasi, con appunto editori che ci chiedono, colleghi che ci propongono opere che riguardano appunto specialmente il Veneto, ma tantissimi altri argomenti, quindi è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Come quando citava anche il fatto che le ville siano fabbriche, lo erano assolutamente, lo sono adesso di cultura, ma una volta, ed è bellissimo ascoltare il professor Remo quando lo racconta, le ville diventavano centri veramente di produzione non solo agricola ma agroalimentare, o col mulino a fianco per far girare la filanda, quindi fanno parte sicuramente del nostro imprinting imprenditoriale e punteggiano il nostro territorio, penso, come pochi a livello nazionale. Quindi questo... Sì, no, ogni tanto abbiamo anche noi confronti con la Valle della Loira, però là in molti casi è veramente tanta estetica e poca pratica. Assessore Corazzari, prego, dicevo che appunto la fabbrica delle leggi continua il suo lavoro e lui oggi è particolarmente, diciamo, interessato perché abbiamo anche un'audizione sulle ATER, che sono un tema sempre di attualità, e quindi ha dovuto, come è giusto che sia, appunto ascoltare i presidenti delle ATER. Cristiano, prego. Grazie, ringrazio il Presidente Ciambetti per avermi anche giustificato a fronte dei lavori della Commissione, e devo dire, ci tenevo comunque molto a poter portare il saluto della Giunta regionale, del Presidente Luca Zaia, e naturalmente abbiamo l'opportunità e la fortuna di avere una relazione forte con il Premio Campiello da molti anni, e dal 2022 abbiamo anche realizzato un protocollo d'intesa che vede consolidare e formalizzare ulteriormente questo rapporto, e per noi il Premio Campiello rappresenta uno di quei punti di riferimento dal punto di vista delle attività culturali
così come la Fondazione è un'istituzione di riferimento. Questo binomio tra lo spirito e la propensione imprenditoriale della nostra comunità veneta con la cultura è un rapporto che ha delle radici molto profonde, non a caso, al di là di stereotipi che sono del tutto lontani dalla realtà, partendo dalle nostre ville venete, le stesse non erano solo luoghi di sviluppo di attività culturali o di ozio dell'aristocrazia veneziana o ludiche, ma erano altresì dei veri e propri centri economici del territorio, erano un po' il perno attorno a cui si sviluppava tutta la nostra società e sono state anche quel modello, hanno rappresentato l'emblema di quel modello veneto che sposava pienamente la cultura con lo sviluppo economico e con la crescita della comunità. Un modello che ha rappresentato, e lo dimostra la storia, un modello di successo che ancora oggi dimostra di essere capace, grazie anche alla propria creatività e flessibilità, di essere capace di affrontare le sfide che ci pone il mondo moderno, i cambiamenti velocissimi che ci interessano e le complessità e le crisi che riguardano tanto il nostro Paese quanto la comunità internazionale. Ebbene, il Veneto in questo contesto ha sempre dimostrato di essere presente e di essere protagonista grazie alla straordinarietà dei nostri imprenditori, dei nostri operatori economici, commercianti, grazie alla predisposizione di uno sguardo aperto da un punto di vista culturale che affonda proprio nella storia delle nostre radici venete e necessita chiaramente di un contesto che ci possa permettere di continuarlo a fare nel futuro. Oggi vediamo dei momenti di chiusura che per un Veneto sono difficilmente comprensibili, i conflitti, i momenti di esclusione dal consesso mondiale di parti importanti della comunità mondiale, e noi pensiamo invece come veneti che proprio dal rapporto, dal commercio, da un approccio pragmatico, abbiamo sempre riconosciuto nell'altro, anche quanto lontanissimo nei valori, un interlocutore su cui cominciare a costruire dei legami, delle relazioni che poi hanno portato a una vera e propria capacità di essere promotori di integrazione e di dialogo. Ecco, noi auspicheremo che questo premio Campiello continuasse in questa direzione, a voler far parlare i popoli, a voler far parlare le persone di diversa estrazione, di diverso orientamento, attraverso la cultura. Il premio Campiello è stato istituito nel 62, il primo premio nel 63, con Primo Levi, e devo dire che ha sempre poi rappresentato un termometro di quelle che sono le sensibilità e i cambiamenti della nostra società. È un premio poi che ha un aspetto molto bello, che ho conosciuto anch'io, che è veramente valutato nell'attribuire le onoreficenze, i premi, il riconoscimento, è valutato dai lettori. Il ruolo che hanno i lettori veri e propri, che oltre naturalmente alle giurie qualificatissime, è un ruolo che rimane centrale. E questo mi fa fare un ultimo excursus, ovvero che la nostra è una comunità veneta di lettori e soprattutto di lettrici. Il Veneto è una regione che legge molto, tutti i dati statistici dimostrano che la nostra regione ha una propensione, la nostra comunità ha una propensione alla lettura molto maggiore rispetto a quello che è la media nazionale. Abbiamo un tessuto di case editrici che è molto dinamico, molto capace di ritagliarsi degli spazi che sono nicchie ma nicchie di elevatissima qualità nel consesso nazionale e internazionale, e questo è l'emblema di una vivacità che proprio con questo premio Campiello è perfettamente interpretata. Ciò che siamo noi veneti, il nostro spirito di impresa e come questo si riverbera nell'aspetto culturale. Ecco, tutte queste
qualità e queste eccellenze sono per noi un momento, un punto d'orgoglio del quale ringraziamo tutti voi, ringrazio i relatori, ma soprattutto il Presidente di Confindustria. Grazie e sarà sicuramente un'edizione straordinaria. Grazie. Un'ultima aggiunta, anche prendendo le suggestioni del Presidente Carraro e di Maria Cristina Gribaudi. Noi siamo assolutamente a disposizione per, ha già detto l'assessore Corazzari, la collaborazione e i protocolli d'intesa già ci sono, ma anche di collaborare fattivamente. Se vogliamo replicarlo anche ciclicamente questo evento, guardando ai prossimi anni, Campiello in fabbrica, Campiello after, Campiello off, come vogliamo, ma Campiello in fabbrica a me piace tanto, devo dire, insomma, quindi siamo assolutamente disponibili e contenti di poter... Ma voi siete una fabbrica. Ma lo siamo, ripeto, la fabbrica delle leggi è qua, facciamo cose, dicevo prima, che hanno ricaduta su 5 milioni di persone, su centinaia di migliaia di imprese. L'assessore sta occupando di urbanistica che vedrà nei prossimi mesi l'impegno del Consiglio regionale in maniera importante, quindi sono cose che hanno ricaduta vera, la tocchiamo giornalmente su quello che facciamo ed è anche una soddisfazione da legislatore vedere che quello che facciamo ha poi ricadute normalmente positive sul nostro territorio, ma ripeto, sulla cultura noi crediamo molto e come diceva benissimo l'assessore, è un investimento che facciamo nel futuro, guardando al futuro, e dobbiamo essere propulsori di diffusione di cultura, ripeto, e per quello che possiamo noi cerchiamo nel nostro piccolo di farlo, spero abbastanza bene, ma se possiamo collaborare con voi anche nel prossimo futuro, assolutamente disponibili e contenti. Grazie. Bene, direi che a me non resta che... Io non devo aggiungere nient'altro se non ringraziare Maria Cristina Gribaudi, Enrico Carraro e il professore in particolare per i suoi gradevolissimi aneddoti. Ringrazio voi, ringrazio la Presidente Ciambetti per avermi offerto oggi questa possibilità. Buona giornata a tutti. Grazie.